Una vera e propria bomba è esplosa questa sera a Napoli, e per voi, appassionati tifosi del Napoli, siamo qui con un aggiornamento fresco ed emozionante sul nostro amato club. Come sempre, ci impegniamo a fornirvi le notizie più recenti e di maggior impatto, in modo che possiate rimanere aggiornati su tutto ciò che accade dietro le quinte. Quindi approfittatene. Dateci subito un like e iscrivetevi al canale per non perdervi nemmeno un dettaglio di questa storia che promette di infiammare i cuori dei tifosi. Oggi parleremo di un argomento che sta agitando gli animi di tutti coloro che amano l'azzurro napoletano. Qualcosa di grosso sta silenziosamente accadendo dietro le quinte del Napoli, e l'attesa si sta già impossessando della città. La notizia che circola è semplicemente esplosiva: il Napoli non molla Vanja Milinković-Savić. Secondo le informazioni pubblicate oggi dal quotidiano Il Mattino, il club partenopeo è fortemente interessato al portiere del Torino. La partita tra Napoli e Torino, in programma questa sera allo stadio Diego Armando Maradona, non sarà solo uno scontro importante per la classifica, ma anche una vera e propria vetrina per osservare da vicino le prestazioni del serbo. A 28 anni, Milinković-Savić è visto di buon occhio sia dal tecnico Antonio Conte che dal nuovo direttore sportivo Giovanni Manna, che hanno già individuato nel portiere un tassello strategico per la prossima stagione. Secondo quanto riportato, il contratto di Vanja con il Torino dura fino al 2026. Ma c'è una clausola che potrebbe rendere la vita più facile al Napoli, una penale di 20 milioni di euro, firmata nell'ultimo accordo con il presidente Urbano Cairo. Questo cavillo contrattuale ha dato il via libera dietro le quinte del Napoli, che ora sta valutando attentamente l'opportunità di portare il portiere a rinforzare la rosa. La mossa è seria e tutto lascia pensare che i prossimi giorni saranno decisivi per far sì che questo possibile trasferimento inizi a prendere forma dietro le quinte. Ora vogliamo sapere, tifosi del Napoli, cosa ne pensate di questo possibile ingaggio di Milinković-Savić. Secondo voi, sarebbe il nome giusto per la nostra porta nella prossima stagione? Lasciate un commento qui sotto, ci piacerebbe sentirvi. E naturalmente, se vi è piaciuta questa notizia bomba, lasciate un super ringraziamento per rafforzare il nostro lavoro e continuare a ricevere tutte le notizie dal nostro amato Napoli.